Credo che sia dovere delle autorità preposte avviare gli accertamenti e anche le sanzioni, i procedimenti per arrivare alle sanzioni del caso. Così il sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, che commenta i video apparsi nei social da parte di 2 detenuti del carcere di Treviso, sarà dunque avviata un'ispezione. Questa è soltanto la punta dell'iceberg, sono centinaia i telefonini in uso nelle carceri italiane. Insomma. Credo che ci sia una stima che soltanto nel carcere di Napoli siano dai 3 ai 400. Purtroppo sono sempre più miniaturizzati, sempre più difficile individuarli. La soluzione che stiamo studiando da un punto di vista tecnico è quella di inibire il segnale. Intanto sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria trevigiana alcuni cellulari trovati nelle celle dopo i video apparsi nei social dove Ade e Azzuna, accusati di aver ucciso Francesco Favaretto in via Castelmenardo, si riprendevano festeggiando e ridendo in carcere. Sono scattati i primi provvedimenti. Non è escluso nemmeno un loro trasferimento. La vicenda è arrivata anche in procura, che aprirà un fascicolo e avvierà le indagini per far luce su questa vicenda. Altra conseguenza è l'iscrizione nel registro notizie di reato, spiega l'avvocato Mauro Serpico, difensore di Ozuna. Per il reato di detenzione del cellulare all'interno della casa circondariale, che costituisce un'autonoma fattispecie di reato per il quale è prevista anche una pena non irrisoria, e quindi la sottoposizione ad un nuovo procedimento penale. Queste le conseguenze di carattere immediato. L'avvocato ha subito chiamato il suo assistito, visto che la bravata avrà delle ripercussioni sotto ogni profilo. Potrebbe costare caro agli autori, ai proprietari dello smartphone e a chi lo ha fornito. La legge vieta l'introduzione e l'utilizzo di telefoni cellulari in carcere. In prima battuta si è dichiarato dispiaciuto per quanto commesso, al che gli ho detto che il dispiacere per quanto commesso non era sufficiente sicuramente a giustificare nel caso di specie un gesto che dimostra la totale immaturità sicuramente del gesto e del comportamento tenuto. Una vicenda che ha scatenato rabbia e sdegno da parte dell'opinione pubblica. I 2 imputati sono accusati di un reato grave, omicidio volontario e rapina aggravata in concorso.